Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Oggi la conta dei danni provocati dall'ondata del maltempo. Il peggio ovviamente è passato, però davvero ci sono state conseguenze molto pesanti per i residenti nelle zone più colpite dal maltempo. Andiamo subito in diretta a Sandrigo da Luisa Bertini dopo la rottura dell'argine provocata dall'Averda. A te Luisa. Per fortuna è andata tutta, si va i nostri telespettatori. Vedere nel campo. Oggi qui è giornata di grandi pulizie tra i residenti, perché il Laverda ieri, appunto come anticipavi, ha rotto un argine, ha invaso completamente tutte le campagne. Qui abbiamo i segni di quello che è successo ieri, ha invaso diverse abitazioni e qui la situazione tra l'altro particolare, perché tutta l'acqua si è riversata in questo fiume che scorre vicino alla casa della signora Patrizia, che è qui in compagnia insieme a me, e l'acqua arrivava, se vedete quel palo là vicino, arrivava fino là, cioè il palo era praticamente completamente ricoperto dall'acqua che ieri ha invaso tutto il cortile. Lei diceva l'acqua sembrava un mare qua davanti. Questo era il livello dell'acqua che c'era ieri, era un mare di fango e questa era l'altezza che c'era e si metteva sulla cortile e ovunque è andata. Fieno, ceroso della stalla, orto, giardino. Voi avete avuto anche parecchia paura, perché comunque era una potenza. Sì, nel giro di mezz'ora l'acqua si è alzata velocemente, cioè non ti affermavi, cioè la veniva sempre più marrone, diciamo. E a darvi l'allarme è stato anche il cane, perché gli animali anche in queste circostanze hanno un certo senso. Abbaiava un po' e dopo abbaiava sempre di più. Difatti... E praticamente qui tanta è stata anche la solidarietà da parte degli altri residenti della zona, perché sono state colpite ben 2 vie. Noi qui ci troviamo in una delle vie colpite. Ieri, quando siamo passati a vedere qual era la situazione, c'era un gran movimento tra chi ha prestato il suo trattore, insomma tutto per ripulire, e ad oggi la situazione è questa che vedete, quindi fango ovunque, ovviamente pulizie in corso, però insomma ben altra cosa rispetto a quello che avete vissuto ieri. Sì, ieri io ho 30 anni che sono qua, non ho mai visto una roba del genere, cioè vedere un mare di fango che passava per il cortile, cioè veramente speriamo che non entri in casa, per fortuna si è bagnato solo il portico, vabbè, 10 centimetri, non di più, però qua era un mare vivente marrone. Faceva proprio impressione da quanta forza che aveva. Poi vedete anche gli aioli, i fiori, cioè non ci sono più, cioè no. È sparito tutto, insomma. Ecco, quindi tanta paura. Ovviamente oggi si fa anche un po' la conta dei danni, dopo andremo a sentire anche altre persone. Per il momento, direttore, restituisco la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini, a Simone Squarcina, il nostro operatore. Restiamo nel Vicentino, a Schio, un centinaio di box interrati sono stati nuovamente allagati a Pro e di sopra. Per i residenti è scattata l'allerta per scongiurare una possibile seconda inondazione. Vediamo. Noi avevamo sentito che c'era il maltempo in arrivo, però non eravamo preoccupati perché non era mai successo, nessuno va a pensare che potesse succedere una cosa del genere. Però nel giro è stato il mio vicino di casa, ha detto guarda c'è Paolo, c'è l'acqua che viene dentro i garaggi, siamo andati giù tamponando con degli stracci, ma nel giro di 10 minuti avevamo le acque alle ginocchia e i pompieri ci hanno tirato fuori a forza perché era pericoloso. Questo è stato il risveglio di una quarantina di residenti di Proe, una frazione di Schio tra i comuni del Vicentino più colpiti dall'ultima ondata di maltempo. Un centinaio le famiglie coinvolte nella zona, che hanno visto nuovamente allagati i box interrati dopo aver lavorato ininterrottamente gli ultimi giorni. A esondare però non è stato il vicino torrente Leugra. Qui dietro casa avevamo un prato con dei noccioli e dell'erba, avevamo avuto problemi di scogli di acqua, però niente di particolarmente grave. Dopodiché un mese fa il proprietario del terreno, che ha acquistato anche i terreni limitrofi,
ha arato per seminare strumento, il sorgo, e ha tolto e eliminato tutti i canali di scoglio che c'erano, che servivano appunto per scogliare l'eccesso di acqua. Oltretutto, avendo a terra mossa appena arata con la bomba d'acqua e con la pioggia di stamattina, abbiamo praticamente tutto il campo che ci scende nel vano garaggi. Una situazione simile, ma oggi decisamente più contenuta, anche nella vicina frazione di Giavenale di Sopra. In questo condominio 6 le vetture danneggiate che sono state rimosse, più tutto il materiale che era stato riposto con cura nei 3 container, che erano già stati riempiti di masserise infangate appena evacuati dal servizio di smaltimento. Grande la solidarietà ricevuta dai vicini, ma la situazione attuale non tranquillizza i residenti. I teli che hanno messo ieri sera tenevano, e mi ha chiamato al lavoro, ho passato il capannone di corsa per uscire senza avvisare nessuno, perché bisognava vedere di salvare quel poco che c'era. Siete riusciti in qualche modo? Sì, però adesso il problema è che se crolla di nuovo ci ritroviamo, spero non con le acque in casa almeno. Poi Cioè, effettivamente lì c'è un'altra piscina al di là di quella conca lì, è pieno d'acqua. Se c'è quella parte di terra lì, viene giù l'onda. Avete visto la situazione, vediamo il titolo del giornale di Vicenza: maltempo nel Vicentino, allagamenti e frane, chiuso il ponte sul Tesina a Torri di Quartesolo. Poi avremo un servizio ad hoc sulla chiusura del ponte sul Tesina a Torri. Criticità e danni soprattutto in provincia. In città ovviamente vediamo una sequenza di foto, sacchi di sabbia, ovviamente i mezzi della protezione civile in azione, e poi il Bacchiglione, guardate il livello che ha raggiunto a Vicenza, proprio ha lambito l'arcata del Ponte degli Angeli. Vediamo a Bassano del Grappa, una situazione anche qui piuttosto delicata. È stato salvato dai vigili del fuoco un uomo che era rimasto incastrato in un'auto sommersa nel sottopasso di via Monte Spinoncia. Strade allagate anche nella frazione di Carainati a Solagna e Solagna, con una frana in Val Rovina. Situazione di pericolo qui al sottopasso, cosa è successo? Ci hanno chiamati per soccorso persona, una persona diversamente abile all'interno della macchina, che purtroppo la macchina è stata in pane per l'acqua alta qui sul sottopasso, e siamo arrivati, la persona è già uscita, adesso noi cerchiamo di abbassare l'acqua per estrarre la macchina. La macchina è sommersa più di 1 metro d'acqua? Sì, la macchina è sommersa più di 1 metro d'acqua, adesso in qualche modo vediamo di riuscire a abbassare l'acqua del sottopasso per estrarre la macchina. Paura anche nella frazione di Carainati a San Zenone degli Ezzelini, esondato un torrente, sott'acqua le strade del centro. Furia del maltempo che non risparmia neanche Valrovina, strade chiuse e case evacuate a causa di una frana, come vediamo dal video postato sui social. Strade allagate anche nel comune di Solagna, come racconta il video di un nostro telespettatore. E se torniamo a Bassano? Grande paura qui in strada Marchesana, e guardate il Silan a pochi centimetri dagli argini. C'è molta apprensione in questo momento. Moltissima apprensione, perché la pioggia non cessa. Abbiamo sentito anche i nostri referenti per quanto riguarda il meteo, ci hanno detto che continuerà ancora per un paio d'ore, e quindi siamo molto preoccupati. Qual è il rischio? Il rischio è la tracimazione, come stiamo vedendo qua adesso, del torrente Silano. Abbiamo chiamato la forza pubblica perché c'è il rischio evidente che possano tracimare in strada e creare ovviamente ulteriori disagi, incidenti. Già c'è una piscina lì. Esattamente, lì c'è un accumulo di acqua perché i giorni scorsi hanno fatto sì che i terreni si siano inzuppati ancora di più, quindi il problema è sotto gli occhi di tutti, insomma, possiamo fare poco.
Allora, tra poco ci collegheremo con Chiara Gaiani per vedere cos'altro ha combinato il Muson dei Sassi, ma c'è una notizia, una tragedia legata in qualche modo al maltempo. Una mezzanotte il soccorso alpino di Belluno è stato attivato su richiesta dei vigili del fuoco, contattati dalla moglie di un escursionista perché non aveva più notizie, ed è poi stato trovato morto questo 57enne tedesco che stava percorrendo al contrario la Monaco-Venezia, partito ieri mattina da un bed and breakfast a Bolago, diretto all'ostello in Valle Imperina, dove non era mai arrivata. L'interruzione della traccia era avvenuta all'altezza della Val Fogaré. Una squadra mista di 7 soccorritori e 3 vigili del fuoco ha iniziato a perlustrare la parte media e bassa della valle finché alle 3 non sono stati individuati galleggianti nell'acqua una felpa e dei soldi. Alle 6, appena fatto luce, le ricerche si sono intensificate. In sostanza, alla fine è stato ritrovato il corpo di quest'uomo. Vediamo anche un'altra notizia sempre dal Gazzettino. Alessandro, questo è successo a Sedico, Alessandro, 33 anni, inghiottito dal torrente che amava mentre faceva canyoning. Andiamo, vi dicevo, da Chiara Gaiani per vedere da Campo San Piero come vanno le cose dopo questa ondata tremenda di maltempo. A te, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Federico Cibotto ci troviamo sull'argine del Muson, che è diventata la seconda casa del sindaco Katia Maccarrone. Per fortuna le notizie sono rassicuranti, il livello del fiume è calato, stanno proseguendo i lavori di consolidamento. Nella serata di ieri l'emergenza è rientrata, sindaco. Proprio così, ieri nel pomeriggio la situazione si era fatta molto critica, infatti avevamo allertato l'intera città perché alla fine non ci sentivamo sicuri in nessun punto dell'argine, nel senso che era stato intaccato in diverse posizioni, ma soprattutto quella che era stata riparata, che aveva iniziato ad avere delle filtrazioni, e quindi avevamo già messo in allarme tutte le famiglie purtroppo che erano già state interessate dalla piena di venerdì. Il Genio Civile con la ditta che sta lavorando, che è straordinaria, è intervenuto, hanno lavorato tutto il giorno con varie squadre, e questo punto che si risultava pericoloso sono riusciti a tamponarlo nel migliore dei modi, e quindi in serata, come diceva, il livello del fiume, del torrente, ha cominciato a scendere e è rientrato l'allarme. Oggi la situazione è decisamente più tranquilla, per cui le scuole sono rimaste aperte. Abbiamo solamente questa via che è la provinciale 44, la via Guizze, che manterremo chiusa per tutte le prossime giornate, anche sabato e domenica, perché i lavori continueranno, ed è in sostanza un cantiere questa strada perché ci sono mezzi pesanti che lavorano sull'argine. Cosa deve fare il Genio Civile? Deve continuare a rinforzare l'argine in questo punto, e fino ad arrivare a inserire delle parancole che sono quelle che impermeabilizzeranno definitivamente questo tratto di argine. Ecco, la preoccupazione era tanta perché sappiamo, l'abbiamo raccontato in questi giorni, il Muson a carattere torrentizio sale velocemente. Ieri durante anche le nostre dirette avete potuto vedere che il livello a Castelfranco scendeva, qui si alzava, le frollature degli argini, insomma era davvero una situazione di grande pericolo, sindaco. Sì, tant'è vero che fin dalla mattinata avevo davvero allertato a tutti i livelli, e devo ringraziare perché mi sono arrivati aiuti di ogni genere, protezione civile, livello provinciale, anche con le squadre di salvataggio in acqua, il distretto nostro della protezione civile, il mio gruppo che ringrazio di cuore, poi abbiamo avuto i vigili del fuoco naturalmente, ma addirittura l'esercito, un gruppo di 25 lagunari che hanno presidiato tutto il giorno e anche questa notte, quindi davvero mezzi di ogni tipo e personale di ogni livello, ma anche tantissimi volontari, tanta solidarietà, tante persone di ogni genere che hanno raccolto il nostro appello di venire ad esempio a preparare i sacchi in magazzino comunale, dove tantissimi cittadini sono venuti a ritirarli, ma c'erano persone di ogni genere, giovani,
addirittura mamme con i bambini, davvero tanta solidarietà, e voglio ringraziare anche tutta l'amministrazione, i miei assessori, i miei consiglieri, perché sono stati sul campo H24. Ecco. Allora, qui piove a tratti, in realtà in chiusura vorrei far lanciare un appello al sindaco, perché il Muson, sul Muson è stato fatto tanto, sono state create delle vasche di laminazione a monte, il consolidamento della sinistra idraulica dove noi ci troviamo, della destra idraulica dove ci troviamo, la sinistra idraulica, i lavori, ci sono ancora tanti lavori da fare, però a nome di tutti gli amministratori dell'asta penso che ci si debba rivolgere un appello. Sicuramente lo stiamo facendo, infatti questi giorni continuiamo a farlo. Sono 2 gli ordini di richieste che noi facciamo e che devono trovare un momento di rilancio proprio a causa di questa purtroppo situazione che si è verificata. Allora, le 2 cose sono continuare a lavorare con il rinforzo e la diaframmatura degli argini. L'argine in cui ci troviamo, tra l'altro, ha degli interventi già previsti che devono partire tra pochi mesi, indipendentemente da quello che è successo sarebbero partiti con €1 milione, ma tutto il lato sinistro e comunque anche altri punti del destro vanno ripresi in mano e messi in sicurezza ulteriormente, come pure le vasche di laminazione a nord. Noi sappiamo che per mettere in sicurezza questo Campo San Piero bisogna che ne venga realizzato 1 milione di metri cubi. Ad oggi ne è stata realizzata una metà, e per fortuna che è stata realizzata, però bisogna proseguire in questo. L'appello è che venga decretato lo stato di calamità a livello nazionale, in maniera da poter mettere con somma urgenza le risorse per realizzare questi investimenti. Allora, noi ringraziamo il sindaco direttore che ha una riunione importante con il viceprefetto, quindi la lasciamo andare in comune particolarmente perché c'è stato vicino, ha organizzato questi aiuti che dicevo prima e che ci ha mandato qui sul campo. Ecco, e appunto avete visto tutte le istituzioni, molte anche presenti qui ieri. Un'altra cosa? Scusate, lasciamo. Portate pazienza. È stato presente tutto il giorno l'assessore regionale Bottaccin, ecco, lo voglio dire, è stato qui presente, anche lui ci ha mandato ulteriori rinforzi, ulteriori aiuti, ci ha detto che ovviamente richiederà a livello nazionale della protezione civile di finanziare appunto anche i ristori, che questo è un altro punto importante, alle persone che hanno avuto danni, e per cui c'è stato vicino tutta la giornata di ieri, sia qui a Campo San Piero sia a Loreggia, per cui lo ringrazio della presenza davvero puntuale e lui stesso insomma ha detto che premerà molto, ecco, sul fatto che arrivino le risorse per andare avanti con gli investimenti. Direttore, il Veneto c'è, lo sappiamo, lo raccontiamo sempre. Allora ringrazio anche Federico Cibotto che è stato qui con me sull'Argine e Katia Maccarrone da Campo San Piero. La linea può tornare allo studio. Grazie molte, grazie Chiara, e intanto vediamo, allora ricostruiamo quella che è stata una giornata difficile, quella di ieri a Campo San Piero. È stato un pomeriggio di apprensione, quello vissuto ieri dai cittadini di Campo San Piero e di Loreggia. Il Muson, ingrossato dalle piogge cadute nella zona della Castellana, per ora ha fatto paura, in particolare nel punto in cui l'Argine solo qualche giorno prima aveva rotto, inondando la sinistra arginale e mandando sott'acqua abitazioni e aziende. L'acqua infatti ha iniziato a filtrare nel punto appena ricostruito, che ancora non era stato impermeabilizzato. Sul posto l'assessore regionale Bottaccin ha monitorato i lavori di vigili del fuoco, protezione civile e genio civile, che non si sono mai fermati, che per tutto il tempo hanno rinforzato l'Argine con sassi e sacchi di sabbia. Il Muson, come tutti i fiumi del Veneto, a parte il Po, sono a regime torrentizio, quindi hanno una variazione di portata molto rapida, sia in incremento che in calo, e quindi il Muson non è un'eccezione, sono tutti così. E il bacino di laminazione ha funzionato, però ovviamente a Castelfranco ha fatto 90 mm di pioggia in poche ore, quindi, e a monte lo stesso, e quindi la quantità di acqua che è caduta è rilevante. I soccorritori fluviali e alluvionali sono stati impegnati in un presidio di sicurezza fino a quando la piena in tarda serata è passata. In via precauzionale i residenti colpiti dagli allagamenti dei giorni scorsi e i dipendenti delle aziende sono stati fatti evacuare. Abbiamo già subito danni venerdì, stiamo ancora pulendo tutto il fango e tutto il materiale da buttare via. Per alcune ore ieri pomeriggio è rimasto chiuso al traffico anche il ponte delle Galle che collega Campo San Piero a Loreggia.
Allora vediamo un titolo del Mattino di Padova: passa la piena del Bacchiglione, sale l'allerta, è notizia di oggi, a Bovolenta evacuata la Ponta, l'ondata in provincia di Padova attesa oggi, il 22 maggio, chiusi alcuni ponti in zona Mestrino. Adesso invece andiamo subito in diretta da Christian Arboit, da Bessica di Loria. A te Christian. Sì, direttore, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Tommaso Migotta che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo in via Monte Cristallo a Bessica, la località trevigiana ieri più duramente colpita dall'ondata del maltempo, già ferita gravemente dalla prima ondata della scorsa settimana. Qui siamo in via Monte Cristallo, lo vedi già, insomma, ci sono i sacchi di sabbia ancora a presidio delle abitazioni. Ieri veramente c'è stata una corsa generalizzata ai ripari che ha evitato il peggio. Qui siamo a poche decine di metri in linea d'aria dal Brenton, che poi è esondato trasformando Bessica in una sorta di piscina. Sicuramente le immagini di Lucio Zanato fatte ieri, insomma, rendono benissimo l'idea. Qui è uno dei condomini più colpiti anche dall'ondata della scorsa settimana, e dove ieri si sono rivissuti attimi di paura e di conseguente mobilitazione. Qui con me il sindaco di Loria, Simone Baggio, che è accompagnato dall'assessore ai lavori pubblici. Buongiorno sindaco, buongiorno assessore. Piovigina adesso, la pioggia è meno intensa e la pioggia continua a fare paura anche nelle prossime ore. Forse non è però allerta rossa. Che ci dice sindaco? Diciamo che in questi 2 giorni prossimi non dovrebbero esserci problemi di allerta. Teniamo un po' monitorata la situazione, perché chiaramente qui dipendiamo molto dal meteo. Stiamo facendo tutte le operazioni propedeutiche ad evitare nuovi problemi in caso di innalzamento del livello dei torrenti, però è chiaro che il buon Dio e il cielo ci deve dare una mano da questo punto di vista. Qui, assessori, i danni ci sono e sono anche parecchi. Sì, adesso non rendono l'idea, perché già da questa mattina è stato ripulito dalla mobilia, dalle parti in legno sono rimaste solo le parti elettroniche che la Contarina differenziando. Ringrazio anche appunto i condomini che hanno separato e differenziato, preparato per agevolare anche Contarina. Qua c'era veramente una catastrofe, adesso non rende proprio l'idea. Ecco, lì tra l'altro c'è un residente, lo salutiamo, siamo in diretta sicuramente. Ecco, non sono stati attimi, non sono giorni facili, perché questo condominio è andato sotto la scorsa settimana e ieri probabilmente solo i sacchi di sabbia hanno fatto la differenza. Sì, appunto c'erano 2,5 metri di acqua e ieri è stata molto contenuta, non è entrato niente, quindi abbiamo contenuto quello che dicevo, differentemente dall'altra volta. Solo aver questa precauzione con i sacchi, con la protezione civile che abbiamo dato sostegno, abbiamo limitato veramente al minimo i danni in questa situazione. E sindaco Baggio, a proposito di danni, a quanto ammontano, se c'è già una stima? No, al momento no, abbiamo delle stime indicative. È chiaro che abbiamo suggerito a tutti i cittadini che sono rimasti danneggiati da questi eventi di fare un conteggio e di inviare al comune una relazione di quello che hanno perso a causa dell'acqua. E quindi se poi ci sarà la possibilità, e visto che la Regione ha già chiesto lo stato di calamità e verrà riconosciuto dal Governo centrale, siamo fiduciosi che qualcosa di ristoro ci possa essere. Quindi l'appello è quello in questa fase, quello di documentare tutto. Assolutamente sì, il suggerimento che diamo è quello, i nostri uffici sono a disposizione, come sono a disposizione anche per raccolte ad personam che si rendessero necessarie. Documentate tutto, fotografate quelli che sono stati i danni, relazionate, inviate tutto all'amministrazione, all'attenzione del sindaco, e poi le pratiche verranno gestite successivamente.
Grazie Sindaco Baggio, grazie Assessore. Da via Monte Cristallo per il momento è tutto, ma adesso è ritornato anche un timido raggio di sole, prima pioveva, insomma è un tempo che non lascia veramente pace. Questo continua il nostro viaggio nella Marca, fra poco ci sposteremo a Villa d'Asolo. Per il momento è tutto da Bessica di Doria. Direttore con Tommaso Migotta, ti restituisco la linea. Grazie molte Cristian. A volte col maltempo è come trovarsi su una barca, no? Tappi una falla, se ne apre un'altra, è quello che succede con bacini di laminazione che hanno protetto in maniera decisiva il territorio ma hanno ceduto gli argini. Sentiamo cosa ha detto al riguardo il presidente Luca Zaia questa mattina, intervistato dalla Tribuna di Treviso. Già quella della scorsa settimana, ovviamente tamponata dai bacini di laminazione, ma i fiumi pensili del Veneto, quindi queste immagini di 10.000 km di argini ci portano a fare una grande riflessione sulla tenuta dei nostri argini, perché ancora una volta abbiamo sfondamenti arginali e ricordo che nel 2010 con la grande alluvione abbiamo avuto 32 sfondamenti arginali. Anche in queste ultime ore ancora degli sfondamenti arginali, il che dimostra che bisogna continuare nell'azione di recupero. Non sarà facile perché consolidare 10.000 km di argini veramente è un'impresa quasi impossibile, però è pur vero che i bacini di laminazione accostati alle opere che si possono fare, noi ne abbiamo già aperti 2.400 cantieri, ci porterà sempre più verso un sistema di sicurezza globale. E questo era il presidente Luca Zaia. Vediamo altri momenti drammatici della giornata di ieri, tantissime famiglie e aziende in difficoltà. A Megliadino San Vitale, invasa dall'acqua una locanda che era stata acquistata 9 mesi fa dalla famiglia di Deborah Giorno. La data di apertura prevista era il 13 di giugno. Abbiamo con noi Deborah Gemo, che è la proprietaria di questa locanda. I lavori erano quasi ultimati, l'apertura era prevista come regalo di compleanno e anche come omaggio al santo, adesso perché era prevista per il 13 giugno, adesso è un disastro. Sì, adesso è un disastro, non sappiamo effettivamente quando riusciremo ad aprire. Eravamo quasi pronti, avevamo già cominciato, è da settembre che siamo qua, abbiamo cominciato a ristrutturare le stanze che adesso sono totalmente distrutte, non si può recuperare niente e quindi non so, è stato veramente una cosa anche inaspettata. Ci avevano detto di non preoccuparci anche se siamo così bassi, perché l'ex proprietario aveva alzato comunque alle spalle gli argini e non era mai successo una cosa del genere. C'è stato anche il proprietario precedente che è venuto a vedere e mi fa: noi in 60 anni non è mai arrivata assolutamente l'acqua fino a qua. Abbiamo visto come hanno tentato di resistere, ci sono i sacchi di sabbia, il marito della signora ci raccontava, insomma ha lottato per 2 giorni, iniziato giovedì la lotta, alla fine domenica purtroppo si è dovuto arrendere. Vi facciamo vedere dove è arrivata l'acqua qui all'interno, direttore, guardate. Allora, si può vedere sia qui nel pilastro o comunque anche nei muri, si vede dove è arrivato il livello dell'acqua, perché è tutto giallo, perché non è che sia arrivata solamente acqua normale. Noi abbiamo una stalla qui di fianco e è andata sotto anche la stalla e quindi era un misto di acqua e liquami. Fortunatamente abbiamo dei vicini che sono veramente dei gioielli, come è stata un gioiello la protezione civile di San Vitale, che ci hanno veramente dato una mano, hanno fatto il possibile, però bisogna lavare al più presto, perché essendo che assorbe è già stato, dobbiamo proprio fare una cosa veloce e d'impatto subito. Guardate come sono ridotte le stanze della locanda. Allora, questa era la stanza azzurra, pensata anche per proprio rilassarsi, era matrimoniale, perché in questa stanza ho voluto riprendere proprio i colori anche della natura. E questa era quella azzurra, poi però come vedete è tutto, scusate. Insomma, tanta commozione e anche tanta solidarietà. Moltissime persone sono intervenute per aiutare
chi aveva più bisogno, e c'è stata rabbia e disperazione anche a Romano Dezzelino tra i residenti, decine di famiglie bloccate nelle abitazioni per l'allagamento di via Marze. Per tutta la mattina al lavoro anche il sindaco Simone Bontorin. Neanche la metà, c'era di più del doppio prima. Abbiamo fatto le fotografie e tutto, frigo, congelatori, lavatrici, televisione anche mi ha distrutto. Garage scantinati svuotati, cantine allagate in via Marze è una situazione che i residenti conoscono bene. La strada è chiusa al traffico e sono bastate queste ore di pioggia perché l'acqua raggiungesse i 30 centimetri. Ha dovuto staccare proprio la porta del garage? No, si è rotta con l'acqua l'altra volta. La seconda volta che succede in poco tempo. Giovedì è arrivato fino a mezzanotte, qua ho dato una mano anche quelli della protezione civile. E l'acqua mi ha rotto proprio tutto il portone e l'acqua. Da qui la rabbia perché non hanno rinforzato l'argine del Martignon. Macello, disastro. Quante cose ha perso? Tantissime, che adesso ne hanno anche portate via un bel poco. C'era lavatrice, lavastoviglie, c'era di tutto, biciclette, di tutto, mangiare, spersa, macello, disastro. E adesso di nuovo per la seconda volta. Certo che se lo mette a posto il Martignon. Il Martignon proprio in questo punto è esondato, qui più a nord ha purtroppo rotto gli argini e ci troviamo con 5 garage che tuttora sono in fase di svuotamento e le famiglie che evidentemente 4-5 giorni fa hanno avuto lo stesso identico problema, che sono un po' tese anche perché purtroppo succede che non siamo riusciti a dare delle garanzie, ma purtroppo con questa quantità d'acqua non riusciamo a dare più tante garanzie. Alle famiglie sono stati consegnati sacchi di sabbia e mini paratie a tamponare una situazione di emergenza. Il sindaco ha invitato i cittadini a stare a casa. Nel tardo pomeriggio la situazione è parzialmente rientrata, ma quanto accaduto oggi ha reso evidente che cosa c'è da fare. Innalzamento argini e evidentemente lo studio di fattibilità di un bacino di laminazione, perché proprio qui l'attuale bacino, che è posto circa 1 chilometro più a nord, non ha dato gli effetti sperati e in questo momento addirittura è così pieno che non riceve più acqua, per cui se questa è la situazione e nel giro di 4 o 5 giorni la situazione si ripresenta nella medesima area, vuol dire che serve fare qualcosa di strutturale. Adesso andiamo a San Zenone degli Ezzelini in diretta da Vanessa Manzato. A te Vanessa. Sì. Buongiorno a te direttore, alle persone che ci stanno seguendo. San Zenone degli Ezzelini è uno dei comuni che sono stati particolarmente colpiti dal maltempo delle scorse ore, soprattutto la zona di Carainati, quindi la zona più bassa del comune, sottopassi nuovamente allagati, si è scongiurato il peggio. Poi abbiamo anche il sindaco con noi, Fabio Marin, che ci dirà proprio c'è stata tanta paura, ecco, perché c'è stata questa mole d'acqua davvero importante che ha fatto sì che il sottopasso venisse allagato, le strade venissero completamente allagate, tanti garage sono stati allagati, anche se memori di quanto era successo soltanto giovedì, insomma erano riusciti a correre ai ripari, quindi era stato predisposto l'utilizzo di più sacchi di sabbia anche grazie all'intervento della protezione civile. Noi nello specifico ci troviamo proprio a ridosso del bacino idrico a San Zenone degli Ezzelini, che è servito sì a raccogliere in maniera importante l'acqua che si è abbattuta sul territorio, ma era strapieno. Ieri faceva paura, sindaco. Ieri sì, faceva davvero paura. Questo è uno dei 3 bacini che abbiamo nel nostro territorio che raccolgono le acque che arrivano logicamente dalla zona nord. Ieri però questo era pieno e nella zona dove dovrebbe fermarsi l'acqua e defluire pian piano purtroppo è sfiorata, quindi l'acqua è fuoriuscita ed era davvero un fiume in piena, e quindi le strade purtroppo di Carainati si sono nuovamente trasformate in fiumi, come è successo giovedì, nella serata di giovedì. Si sono di nuovo allagati i sottopassi, quelli insomma della Pedemontana, sia quello di via Veggiane che quello di via Faronato. I 2 di via Faronato si sono allagati. Siamo riusciti poi ieri sera insomma con tutta la forza della protezione civile a liberarli e quindi a far poi anche passare il traffico delle macchine. Però abbiamo dovuto ieri
ieri chiudere praticamente tutto il paese, tutte le strade del paese erano chiuse perché da nord a sud, da Liedolo a Sopracastello, a San Zenone, a Careinati c'era davvero una forte emergenza e una quantità davvero enorme mai vista di acqua passata nel nostro territorio. Certo è che è una situazione che si sta ripetendo ormai troppo spesso, soprattutto negli ultimi tempi. Abbiamo visto San Zenone è soltanto uno dei tanti comuni che nella nostra regione sono stati colpiti da questa bomba d'acqua. Sì, purtroppo sì, infatti c'era l'allerta rossa, era stata appunto proclamata l'allerta rossa doppia tra l'altro, e quindi l'altra sera ho subito chiuso le scuole, quindi la mattina non c'erano fortunatamente gli studenti a scuola, e questo ha evitato anche tanti disagi anche poi negli spostamenti che potevano esserci. Il problema è che il fenomeno, insomma, se sono questi fenomeni sempre più intensi e sempre con questa portata d'acqua davvero maggiore, bisogna che andiamo ai ripari, bisogna che corriamo ai ripari e interveniamo logicamente mettendo in funzione concretamente proprio i bacini che abbiamo, ma anche quelli che sono in fase di realizzazione e programmati, e anche un forte discorso va fatto per quanto riguarda i canali di sfogo che hanno sia i bacini ma anche tutti i nostri fossati che magari un tempo c'erano e adesso non esistono più, vanno ripresi per mano, vanno riaperti e va fatto sì che l'acqua riesca a defluire tranquillamente, insomma, quando ci sono anche questi fenomeni. Adesso questo bacino dovrà essere tutto ripulito? Adesso dovrà essere logicamente ripulito perché la quantità di acqua ha portato logicamente con sé anche una quantità enorme di materiale, e quindi adesso appunto abbiamo parlato prima con il consorzio, devono arrivare per pulirlo, per pulire questo e per pulire anche gli altri. Direttore, per il momento è tutto da San Zenone. Noi ci sposteremo tra poco, restando sempre nel comune di San Zenone, nella scuola media, perché andremo a vedere che una classe nello specifico ha vinto un primo premio di un concorso promosso da ARPAV che riguarda, guarda caso, proprio l'ambiente, i vari cambiamenti climatici, e quindi insomma andremo a sentire la dirigente e i ragazzini che si sono aggiudicati questo primo premio. E arriva quando si dice a fagiolo, perché visto quello che sta succedendo, visti i cambiamenti climatici e quello che stanno comportando questi cambiamenti climatici anche nel nostro territorio, sentiremo cosa ci racconteranno. Quindi ci vediamo tra poco, direttore. Bene, grazie. Non potevano scegliere il momento migliore, insomma, questi ragazzi. Vediamo, adesso torniamo a Bessica di Loria, di nuovo collegati con Cristian Arboit e Tommaso Migot. A te Cristian. Sì, direttore, ti ho richiesto la linea perché prima, non so se ti ricordi, abbiamo salutato un papà con un bambino alla finestra. Ci ha raggiunto perché volevamo conoscere la sua storia. Carmine è un docente che sta traslocando e che la scorsa settimana ha perso tanto, ha perso quasi tutto, perché lei è un docente e ha perso tantissimi libri anche. Sì, io ho perso praticamente, oltre appunto la moto nuova di 6 mesi di vita appena comprata, poi avevo tanti scatoloni di libri appunto che avevo preparato per il trasloco, oltre poi a altri mobili che avevo già portato giù, oppure robe che avevo sistemata pronta per la casa nuova, e purtroppo quello è andato via tutto, e la paura è quella, un po' perché adesso ieri abbiamo visto che appunto con meno pioggia si è allagato subito tutto il centro di Bessica. Adesso noi viviamo un po' col terrore che alle prossime piogge subito si allaga di nuovo tutto, e ieri siamo riusciti a contenere con i sacchi appunto lì, fortunatamente, però adesso un po' si vive col terrore e un po' adesso con la situazione che non sappiamo come fare per recuperare tutto, perché appunto io comunque, avendo anche l'assicurazione, ho chiesto pure l'assicuratore ha detto che purtroppo calamità naturali non copre, e quindi dobbiamo rivolgerci ad altri enti. E questo è il punto, perché lo ha sentito poco fa l'assicuratore, ne abbiamo parlato appunto alcuni istanti fa, e l'assicuratore ha detto qua non copriamo, o interviene il pubblico o niente. Lei dice se non interviene il pubblico sono in difficoltà. Sì, perché sono in difficoltà, perché purtroppo comunque io nello stato attuale devo far fronte a tutte queste spese che mi trovo adesso ad affrontare. E in più non si sa, facciamo foto, ci teniamo, però pensare di aspettare intanto ci rinasce, la situazione è quella che è. Perché la preoccupa questo, il tempo anche dell'attesa? Sì, il tempo dell'attesa appunto, perché insomma poi sentiamo che già altre riunioni sono ancora reduci e sono in attesa. Questo ci spaventa un po' sinceramente, perché l'attesa dopo comunque crea danni allo stato attuale delle cose, quello più che altro.
Carmine, la ringrazio davvero per questa sua testimonianza, grazie anche al piccolo Luca che ha avuto la... Ecco, ci saluti Luca. Ieri hai visto tanta pioggia, tanta acqua. Cosa hai visto papà? Tanta pioggia. Tanta pioggia e qua... Direttore, grazie Carmine, grazie davvero, ricomincia anche a tuonare. Direttore, ti restituisco di nuovo la linea con Tommaso Migotta da Bessica. Grazie Cristian, grazie, hai fatto bene, una bella testimonianza di questo insegnante. Adesso dunque cosa avevamo? Giusto, abbiamo il servizio, è arrivato il servizio da Torre di Quartesolo, cioè la chiusura del ponte sul Tesina, e parla in questo servizio anche il sindaco di Torri, Diego Marchioro. Il ponte rimane chiuso per il momento, ci tengo a precisare che ieri pomeriggio abbiamo tentato fino all'ultimo di capire se potevamo tenere aperto. A un certo punto il rischio era tale per cui abbiamo deciso di chiudere. Non ci fa mai piacere chiudere il ponte. Il ponte palladiano chiuso a Torre di Quartesolo è dunque tornata ad interrompersi nuovamente la viabilità nella direttrice Vicenza-Padova a distanza di una settimana. Una decisione difficile per l'amministrazione comunale, ma le notizie erano troppo preoccupanti sul maltempo in arrivo che hanno convinto verso una scelta prudenziale visto l'ingrossarsi repentino del Tesina. Difficoltà per il transito di auto e mezzi pubblici, ora costretti a modificare i percorsi e a intasare la tangenziale. La situazione al momento è sotto controllo, si temono comunque annunci di nuove precipitazioni. Il ponte però dovrebbe essere riaperto a breve. Come si vede, insomma, non c'è problema per il momento. Diciamo che hanno messo pioggia anche per oggi pomeriggio, però vediamo, speriamo bene. Non sappiamo dalla montagna cosa viene giù adesso, perché potrebbe venire giù anche tronchi, e quello è il dilemma, perché gli archi ferma il legno, e questo è il problema grosso, anche perché nessuno più pulisce i fiumi. Una volta i contadini, oggi se tu vai, tira su una rama, non hai chiesto il permesso, ti taccano una multa, non è giusto. Conviene sempre in questi casi qui chiudere il ponte perché è una necessità, ormai è diventata una necessità per la sicurezza di tutti comunque. Penso che il sindaco abbia fatto una scelta molto accurata e opportuna. Cerchiamo di riaprire il prima possibile. È chiaro che per smontare servono almeno 8-10 persone. Durante la giornata ci sono molti volontari che sono al lavoro e molti durante la notte si sono turnati per solverare il ponte, quindi è chiaro che facciamo fatica in questo momento a raccogliere le persone, il numero di persone adeguato per fare lo smontaggio, quindi appena avremo la disponibilità del numero sufficiente di persone faremo smontaggio. È chiaro che ci sono anche precipitazioni previste nel pomeriggio, ma sembra che non siano così consistenti. Servono delle soluzioni delle quali si sta parlando da anni, veramente da decenni, però per il momento il Tesina non ha un suo bacino di laminazione e questo è grave perché si blocca un paese in questa maniera qua. Ha ragione il sindaco, perché il Tesina è molto meno noto del Bacchiglione o del Musone o della Brenta, però fa molti danni, soprattutto a Torri, dove ci sono stati diversi allagamenti negli ultimi anni. Molti danni anche ieri nel Veronese, strade trasformate in acqua. Vediamo il titolo dell'Arena di Verona. Torrente sondato a Peri, asfalto danneggiato, resta chiusa la statale 12, e poi c'è una sequenza di foto significative, cioè vedete come sempre le ruspe, le strade completamente allagate, i soccorritori che a volte si ritrovano nell'impossibilità di intervenire, insomma le case allagate, le vie piene d'acqua, insomma è successo di tutto ieri anche nel Veronese. Tra poco andiamo a Mestre da Ilaria Marchiori per una protesta che riguarda la sanità, però andiamo avanti ancora con un servizio del maltempo da ieri, perché ieri mattina c'è stata la scuola Madre Teresa di Calcutta a Bassano del Grappa. Sono stati evacuati 47 bambini e portati a Palazzo Baggio. Infatti il Longhella era arrivato a toccare la soglia di guardia. Ore
11:30 ed è Longhella che inizia a fare paura. Questo affluente che finisce direttamente nel Brenta ha raggiunto livelli massimi, tanto da richiedere l'evacuazione dell'asilo qui dietro alle mie spalle. 47 bambini dai 3 ai 5 anni della scuola d'infanzia Madre Teresa di Calcutta portati via con i pulmini della Protezione Civile a Palazzo Baggio. Le ultime ad uscire dalla scuola con decine di ombrellini in mano sono le maestre. Adesso vado a raggiungerli. È spaventata? Diciamo che è la prima volta che succede una cosa così, per cui le cose fatte un po' in fretta e in emergenza sono sicuramente. Senta, come le sono sembrati i bimbi invece, spaventati? Li abbiamo tranquillizzati. Tra i primi ad arrivare il sindaco di Marostica. Come mancavano circa 35 centimetri all'uscire dall'argine, abbiamo fatto evacuare tutti i bambini a scopo anche precauzionale, nonostante adesso sembra stia un attimino rallentando la piovosità. In 30 anni, come dire, non era mai accaduto, quindi come dire, Marostica non è un territorio così a rischio. Da oggi credo dovremmo fare delle valutazioni diversamente, ma è andata bene. Un disastro ovunque, racconta il sindaco, alla confluenza del Longhelle con il Mar Colada, il punto più delicato. Qui a poche centinaia di metri l'acqua scende da San Benedetto e allaga un'intera via. Qua siamo sulla zona dove viene giù l'acqua dalla strada di San Benedetto. Come potete notare c'è la deviazione, eccola qua, e qui c'è il tratto. Via Canale è chiusa al traffico. L'acqua defluisce ma è un fiume. In sofferenza tutte le direttrici che collegano Marostica a Vicenza, situazione critica anche a San Vito. Alla sede della Protezione Civile di via Vaccari si è lavorato incessantemente tutto il giorno. Sempre sul posto con la sua polizia locale il primo cittadino che non esita a togliersi in questa giornata difficile qualche sassolino dalle scarpe. Per fortuna sono 5 anni che puliamo tutti quanti i canali e francamente mi viene ancora più nervoso se penso alle 4 denunce che ho per aver tagliato le piante. In regia oggi Italo Morao e Francesco Ceron. Vediamo delle immagini davvero sorprendenti, e cioè di un surfista non in laguna. A volte si vedono dei surfisti attraversando il Ponte della Libertà, non dei surfisti, insomma, ma chi va con vari mezzi, insomma, per sospinti dal vento, ma qui c'è proprio un surfista invece sul Brenta a Bassano del Grappa. Guardate queste immagini, questo è il ponte sul Brenta e qui c'è un signore che è tranquillo, come se fosse in California, procede e riesce a stare anche in piedi parecchio tempo, sospinto dalle onde di quest'acqua che ovviamente aveva una forza prodigiosa. Allora andiamo adesso a Mestre da Ilaria Marchiori, perché c'è stata un'altra manifestazione degli operatori sociosanitari davanti all'ULSS 3. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Si è concluso da poco il presidio proprio qui di fronte alla sede mestrina dell'ULSS 3 Serenissima degli operatori sociosanitari per chiedere l'assunzione, cioè idonei all'assunzione, ma che non sono ancora stati chiamati proprio dall'azienda sanitaria. Allora loro chiedono le motivazioni di questa scelta sia all'azienda sanitaria che alla Regione, visto che comunque questo presidio arriva dopo quello ben più ampio dello scorso 30 aprile avvenuto in campo San Tomà a Venezia, organizzato proprio dall'FP CGIL Veneto, con cui appunto si chiedeva alla Regione di assumere questi operatori sociosanitari considerati idonei e anche in graduatoria, quindi pronti per entrare in servizio, di assumerli al più presto, vista comunque anche la considerevole carenza di personale. E allora sentiamo proprio quanto ci ha detto poco fa e l'appello che arriva ancora una volta dai sindacati attraverso le parole di Marco Busato, il segretario generale dell'FP CGIL Venezia, mentre io qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Perché siete qui oggi di fronte alla sede della terraferma dell'ULSS 3 Venezia? Siamo qua perché è una continua della mobilitazione che abbiamo fatto già in Regione Veneto, perché abbiamo una graduatoria di operatori sociosanitari in questa azienda di 415 aventi diritto all'assunzione e ne sono stati assunti la metà. Chiediamo che vengano assunti tutti quanti, visto la carenza di organico che c'è in tutti i reparti e servizi di operatori sociosanitari. Vengono sospese
sospese le ferie, vengono sospesi i rifogli, non si sostituiscono le maternità. Abbiamo personale che ha vinto un concorso legittimo che è in scadenza a luglio, quindi fra 2 mesi e mezzo è scadenza, e le ULSS non stanno ancora assumendo. La Regione Veneto si era impegnata, quando abbiamo avuto l'incontro con l'assessore Lanzarin, a dare mandato alle ULSS di procedere velocemente con le assunzioni e lo scorrimento delle graduatorie, ma ad oggi non abbiamo questo segnale. Quindi siamo qui a protestare a livello territoriale, lo faremo anche in altre aziende, proprio per dare continuità alla lotta delle lavoratrici e lavoratori che sono in lista per un posto di lavoro che non hanno in questo momento la chiamata. Dall'azienda sanitaria è arrivata una qualche spiegazione? No, l'azienda dice che la Regione deve dare il mandato perché hanno i tetti di spesa, hanno i vincoli assunzionali, ma insomma sono tutte cose burocratiche. Noi chiediamo che, visto la carenza massiva che ci sono dentro i reparti, abbiamo gente, operatori sociosanitari che fanno 12 ore al giorno. 12 ore al giorno per sostituire i colleghi che non ci sono, e abbiamo oltre 200 persone pronte per essere chiamate e per avere un posto di lavoro. Chiediamo che la direzione assuma anche a questo punto fuori da quello che sono i mandati regionali, perché sennò rischiamo veramente il collasso. Erano preparati al peggio e siamo tornati al maltempo di ieri. I comuni di Casale e di Roncade, date le previsioni piuttosto allarmanti, fortunatamente è andata meno peggio di quanto non si potesse immaginare, e allagamenti e danni sono stati scongiurati. Il Sile in particolare, che aveva fatto tra l'altro sgomberare H-Farm, gli studenti di H-Farm erano stati portati per la notte in un hotel, il Sile poi era tornato a livelli normali. Pioggia scrosciante, il Sile attenzionato speciale. Le tracimazioni che già dalla sera di lunedì avevano cominciato a preoccupare gli inquilini del campus di H-Farm sono stati infatti evacuati trascorrendo la notte in un hotel della zona. Noi avevamo un'allerta riguardo l'altezza del Sile, quindi bisognava tenere sotto controllo anche gli argini. Quello è un punto delicato e quindi ha bisogno di un monitoraggio continuo. Oggi il Genio è intervenuto ponendo dei teloni sopra l'argine, come avete visto, e quindi l'area è stata messa in maggior sicurezza. Allerta data non solo dalla possibile e repentina salita del Sile, ma soprattutto da dei trafori scavati dalle nutrie che hanno reso l'argine ancora più fragile. Uomini della protezione civile e carabinieri in congedo al lavoro sin da notte fonda per mettere in sicurezza il terrapieno che costeggia il Sile e che dista poche centinaia di metri dai dormitori del campus H-Farm. Posizionati teli lungo gli argini più soggetti alle tracimazioni per aiutare l'acqua a defluire con più velocità. Noi l'allerta come comune l'avevamo su tutto il territorio comunale, Roncade e Casale. Ieri siamo stati avvertiti dalla prefettura e dalla protezione civile provinciale che eravamo comuni da considerare a rischio in modo particolare per delle precipitazioni che poi fortunatamente non si sono verificate con quell'intensità. Allerta rossa che aveva fatto scattare l'allarme anche a Casale sul Sile, dove il livello del fiume dopo le piogge della scorsa settimana non accennava a scendere, diventando un potenziale pericolo. Siamo stati sul territorio da mezzanotte alle 6 perché avevamo una previsione di un evento meteorico avverso già stanotte da mezzanotte alle 4. Fortunatamente non è avvenuto, ma abbiamo visto che anche il Sile è calato e dal briefing insomma ci siamo organizzati per i monitoraggi nel momento in cui avremo il nuovo bollettino e vedremo appunto la situazione prevista. E abbiamo già distribuito sacchetti di sabbia a tutti i residenti che erano stati colpiti la settimana scorsa. Abbiamo delle postazioni con sacchetti di sabbia nel territorio già posizionati e le squadre operative, sia la protezione civile che abbiamo anche la disponibilità dell'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo. Fino alle 21 c'è anche la polizia locale, insomma, quindi attendiamo per i monitoraggi e per intervenire all'occorrenza. Livello del fiume che rispetto alle scorse ore è calato toccando i 70 centimetri rispetto ai 2,2 metri della scorsa settimana. Previsioni che fanno ben sperare, ma le squadre di soccorso restano attive. Non si tira ancora un sospiro di sollievo, sindaca? No, finché non vedo un bollettino che mi indica che qui è verde non si tira nessun sospiro di sollievo, ma non per allarmare qualcuno, ma per essere pronti e operativi. E quella di ieri è stata una giornata campale anche per Castelfranco, è esondato l'Avenale, praticamente la piazza Giorgione è completamente allagata e danni soprattutto in zona Bella Venezia.
Come vi state muovendo? Mano a mano ci si muove. Si è fatto il più grosso, però resta tutto il da farsi. Quindi spalle larghe e mani buone. Mani buone soprattutto. Mani buone. Ma come danni li avete quantificati in questi giorni? Beh, da me effettivamente a livello di danni non eccessivi, perché avevo solo un magazzino di portapani e via dicendo. C'è stato chi ha avuto danni più grossi e mi dispiace per loro, dai musicisti con le batterie al dentista con i suoi attrezzi, capito? Ai vecchi jukebox degli anni 40-30. Ma l'allerta rimane alta anche adesso, mi pare, perché sì, però abbiamo lavorato molto, ci siamo preparati bene, quindi affrontiamo il destino. I danni più grossi è il tenere chiuso più che i danni materiali, perché alla fine il danno grosso è tenere chiuso e non poter soddisfare le persone che passano. Perché voi oggi avete tenuto chiuso? Siamo aperti, ma la gente non gira perché giustamente è tutta in allerta, pronta al peggio, insomma. Diciamo, ecco, siete sempre in allerta. Siamo sempre in allerta. E così sono andate le cose ieri. Una tragedia sfiorata invece a Brendola per la caduta di un masso che ha colpito una abitazione. Vediamo. Inferno di roccia. Mentre a Brendola le piogge intense si scaricano sulle colline, da un pendio improvvisamente si staccano alcuni macigni che precipitano su via Ferruccio Marzari in località Lavo e travolgono una casa. Sono le 5 del mattino, le prime luci dell'alba. Il cielo è ancora spento, fosco di nubi grigie. Il silenzio viene spazzato dal fragore dei massi che rotolano. Uno enorme si schianta sulla canna fumaria, la spacca alla base, lasciando a nudo le tubature. È caduto dal monte, si è fermato qui, per fortuna non ha rimbalzato sulla finestra lì dove dorme mio figlio, che tra l'altro dorme proprio con la testa qui vicino al muro. Per fortuna è andato così stamattina alle 5. Ha sfondato però diceva la canna fumaria. Anche la canna fumaria. E questo dall'idea della violenza e della forza, se poteva entrare in casa dal certamente. tetto. Avrebbe potuto essere una tragedia perché il masso è fortunatamente caduto sulla canna fumaria, ma avrebbe potuto anche sfondare la parete della camera da letto che si trova proprio sullo stesso versante della casa e avrebbe potuto travolgere chi stava dormendo. Un altro grande macigno ha sfondato invece il muro del bagno dell'appartamento vicino. Le immagini interne sono ancora più scioccanti perché danno la dimensione della violenza dell'impatto e di quello che sarebbe potuto capitare se in quel momento vicino a quel muro ci fosse stato qualcuno. Le macerie per terra, un mobile spazzato via, i buchi sul prato dove è rimbalzato il masso. Adesso toccherà ai tecnici della protezione civile valutare come intervenire sulla collina per evitare future frane. Con i tecnici della protezione civile andremo in sopralluogo per verificare effettivamente se ci sono altri pericoli nel medio termine. Tanta paura da parte dei residenti, giustamente, e fortunatamente non ci sono stati feriti e la situazione, abbiamo visto con maltempo, purtroppo è abbastanza critica, quindi raccomandiamo a tutte le persone di stare attenti, soprattutto se notate situazioni anche di fragilità o di criticità, di avvisare vigili del fuoco e protezione civile, così si riesce a intervenire prima magari che succedano eventi spiacevoli. E speriamo quanto prima che questo maltempo cessi per poter poi entrare e sistemare al meglio queste situazioni di criticità. Ed è un po' paradossale, ma contro l'acqua si battono quando c'è il maltempo anche i pompieri e ieri invece i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio, dopo aver lottato contro il maltempo sono intervenuti per un incendio a Preganzioli in via Marcello De Maino, un rustico di un'abitazione, un annesso rustico. Nessuna persona per fortuna è rimasta ferita. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Treviso e da Mestre con 2 autopompe, 3 autobotti e 17 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento di questo rustico di oltre 500 metri quadrati. Il personale è riuscito a circoscrivere le fiamme ed evitare il coinvolgimento del complesso abitativo. Bruciato materiale
per lavori agricoli e un'auto, gravemente danneggiato questo edificio, sul posto anche i carabinieri. Ancora in corso questa mattina le operazioni dei vigili del fuoco di controllo per il controllo di eventuali focolai a sopralluogo per determinare le cause di questo incendio. Vediamo un titolo che riguarda un'altra situazione molto allarmante. Ai Campi Flegrei a Napoli una nuova scossa di 3,6, evacuate le scuole a Procida, oggi vertice a Palazzo Chigi. Il piano del governo è tutto fermo, un vulcanologo dice siamo impreparati, non ci sono piani di evacuazione. Andiamo in pubblicità e poi torniamo subito con Focus TG in diretta con Italo Morao e Francesco Ceronna in regia, tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG vi abbiamo dato un ampio resoconto della difficilissima giornata di ieri causata dal maltempo. Vediamo la prima pagina del Corriere delle Alpi che invece titola su Milano Cortina 2026 le mani sulle Olimpiadi, corruzione, gare truccate e perquisizioni. Contestato un giro di favori per l'assegnazione dei servizi informatici ad una società, accusati l'ex amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina Novari, il manager Zucco e Tomassini di Vetria. 4 condanne per gli operai che sono morti alle acciaierie venete, morirono nel maggio del 2018 a perdere la vita furono 2 dipendenti travolti da una colata di acciaio fuso. 4 condannati, tra questi anche il presidente dello stabilimento per l'incidente sul lavoro alle acciaierie venete avvenuto a Padova nel maggio del 2018 e che causò la morte di 2 operai, Sergio Tudita e Marian Bratu, travolti da una colata di acciaio fuso. Il giudice ha anche disposto in via provvisionale 400.000 euro di sanzioni pecuniarie. In totale erano 7 gli imputati accusati a vario titolo di omicidio e lesioni colpose, violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Alla fine il tribunale ha deciso 3 assoluzioni e 4 condanne per un totale di oltre 11 anni di pena. Il presidente di Acciaieria, Alessandro Banzato, è stato condannato a 2 anni e 6 mesi, stessa pena per il direttore Giorgio Zuccaro, mentre Vito Nicola Plasmati, amministratore delegato della Ayama Tech Service, incaricata delle manutenzioni, è stato condannato a 6 mesi e 15 giorni, pena sospesa. Infine Giancarlo Tonoli, ex consigliere con delega all'esecuzione dei collaudi per Danieli Centrocranes, è stato condannato a 4 anni e 6 mesi, oltre all'interdizione di 5 anni dai pubblici uffici. Assolti per non aver commesso il fatto Giacomo Mareschi Danieli, amministratore delegato della Danieli con sede a Butro in provincia di Udine, Nicola Sant'Angelo, ex presidente del CDA di Danieli Centrocranes. I 2 operai erano stati investiti da una colata incontrollata di acciaio fuso, circa 90 tonnellate a 1600 gradi, riportando ustioni di una gravità tale che ne avevano causato il decesso dopo un periodo di ricovero al centro grandi ustionati. E sull'inchiesta per corruzione nella Fondazione Milano Cortina sentiamo il servizio di Tiziana Bolognani. La lezione di Torino 2006 non è servita a nulla. La prospettiva di attingere a guadagni quanto mai sostanziosi ha scatenato molti appetiti, come quello per gli affidamenti di servizi relativo al cosiddetto ecosistema digitale per un valore complessivo che sfiora i 2 milioni di euro. Appalti Milano Cortina 2026. C'è la prima ufficiale inchiesta della Procura di Milano che oggi ha iscritto nel registro degli indagati per corruzione e turbata libertà degli incanti l'ex AD della Fondazione Milano Cortina fino a marzo 2022 Vincenzo Novari, l'ex dirigente Massimiliano Zucco e Nicola Tomassini, legale e rappresentante di Vetria, la società che si è aggiudicata le 3 gare per i servizi digitali dell'evento. Nessuno di loro riveste attualmente alcun ruolo all'interno della fondazione controllata dal CONI. Corruzioni in cambio di somme di denaro e altre utilità, come un'auto smart per Zucco che sarebbe stata pagata direttamente da Tomassini tramite la Vetria fin dal novembre 2019, si legge nel decreto di perquisizione della Procura di Milano,
eseguito questa mattina dalle Fiamme Gialle nella sede della Fondazione nel quartiere di City Life. Agli atti le conversazioni WhatsApp tra gli indagati. Secondo la Procura, Luca Tommasini intervenne sull'ex AD Vincenzo Novari per consentire l'inserimento nel comitato organizzatore delle Olimpiadi di Massimiliano Zucco quale dirigente dei servizi digitali, con un compenso complessivo di oltre 850.000 euro tra il 2020 e il 2022. Nell'indagine della Procura Meneghina c'è anche il presunto tentativo di pilotare il televoto per la scelta del logo di Milano Cortina 2026. Nel decreto di perquisizione si legge che l'ex dirigente Massimiliano Zucco, attivo in interlocuzioni con Luca Tommasini, avrebbe insistito affinché uno dei due loghi relativi all'evento oggetto di televoto pubblico, gestito sempre da Vetria, avesse la meglio sull'altro, in violazione dell'idea stessa di una giuria popolare deputata in via esclusiva alla scelta del logo. Sta crollando come un castello di carte, annota la deputata Aurora Floridia di Alleanza Verdi e Sinistra, che al governo chiede di spiegare agli italiani cosa sta accadendo e come si stanno spendendo i soldi pubblici. Adesso torniamo a San Zenone degli Ezzelini, da Vanessa Banzatto per un premio di cui si stava parlando prima nel collegamento. A te, Vanessa. Rieccoci direttore. Sì, siamo proprio nell'ufficio della preside, della dirigente Paola Zanone. Mi trovo anche assieme all'insegnante Dilberta Ruffo. Perché? Perché come accennavo poco fa, la seconda D della scuola media di San Zenone ha ricevuto il primo premio di un importante riconoscimento, concorso ARPAV, che riguardava ambiente, territorio, cambiamenti climatici. Di conseguenza, insomma, l'attenzione che viene data anche dai più piccoli preside nei confronti proprio del loro ambiente, del loro territorio, e guarda caso arriva proprio a fagiolo, perché visti anche gli acquazzoni di questi ultimi tempi e i disagi che hanno provocato, i danni che hanno provocato all'ambiente, proprio ci sta tutto. Ci sta tutto, in effetti. Buongiorno a tutti. La sensibilità nei confronti dell'ambiente è la materia prima su cui lavora la progettualità di questa scuola. Ben venga, e con orgoglio riconosco anche poi i risultati ottenuti. I risultati ottenuti poi in una circostanza un po' spiacevole, ma che confermano l'attenzione che abbiamo noi, i docenti e i bambini, i ragazzi e le famiglie nei confronti dell'ambiente. Ambiente guardato da tanti punti di vista, in questo caso nel progetto presentato dalla professoressa nei cambiamenti climatici, e quindi questa circostanza eccezionale di questi giorni in qualche modo va proprio a collimare con il progetto fatto, che da una parte ci rattrista per gli eventi, ma dall'altra ci rallegra perché noi cerchiamo di mettere continuamente questi germi di sensibilità nei confronti di competenze trasversali di salvaguardia del proprio territorio in questi ragazzi, che poi sono loro che gestiranno il nostro domani. Ecco. C'è da dire che i ragazzi non sono riusciti ad andare a ritirare il premio perché proprio ieri le scuole erano chiuse per emergenza maltempo. Esatto, ha provveduto su delega la professoressa, perché l'ARPA ci teneva moltissimo alla partecipazione, tant'è che la comunicazione della graduatoria dei vincitori non la sapevamo, è stata comunicata proprio ieri in diretta praticamente alla premiazione, e sorprendentemente ma con grande soddisfazione siamo risultati i primi vincitori della sezione secondaria di primo grado. Un premio che rappresentato da un contributo di 800 euro che servirà a portare la classe l'anno prossimo in un'uscita del territorio, proprio per conoscere il territorio e quindi a conferma di questo amore e salvaguardia del territorio stesso. Professoressa Ruffo, in cosa consisteva questo progetto che hanno realizzato i ragazzi e le ragazze della seconda D? Allora, intanto devo dire che ho partecipato a questo progetto più volte e con anche altre classi. Con questa classe, la seconda D, appunto di San Zenone, qui degli Ezzelini, abbiamo pensato di realizzare un gioco didattico. Dove abbiamo fatto confluire, i ragazzi hanno fatto un attimino di riflessione sulle problematiche del territorio qui a San Zenone, quindi proprio guardare gli aspetti che potrebbero migliorare grazie ad azioni quotidiane che anche loro stessi potevano mettere in atto. Una sorta di Monopoli. E si è tradotto in una sorta di Monopoli, di altri giochi, gioco dell'oca,
dell'oca, del puzzle, abbiamo messo dentro un po' di tutto, sono uscite idee anche strategiche abbastanza carine e funzionava. Abbiamo realizzato tutto con la carta, tutto a mano, scritto a mano, e quindi abbiamo realizzato un prototipo. Chi ha fatto il genitore che ha aiutato a fare i dadi, i ragazzi che si sono messi a disegnare degli ambienti, perché alla fine vi dico anche che lo scopo del gioco finale era trasformare gli ambienti inquinati in ambienti puliti. Tra l'altro questo gioco è piaciuto così tanto a chi ha giudicato tutti quanti i vari sia la giuria, insomma, che ha giudicato i vari lavori che sono arrivati, che ha deciso di... Probabilmente, se sarà possibile, vorrebbero ristamparlo e magari farlo diventare un gioco per le scuole. Adesso questo speriamo che insomma sia confermata, però insomma questa è l'idea. Quindi l'attenzione dei giovani, dei ragazzi e delle ragazze proprio all'ambiente, al loro territorio, una sensibilizzazione, come diceva anche la professoressa Zanon poco fa, che viene data a tutti questi giovani. Ha avuto un grande valore ieri il fatto che sia riuscita a raggiungere il luogo, perché la situazione meteorologica non era granché. Certo. Per fortuna l'allerta non c'era nella parte bassa di Castelfranco e Padova, mentre riguardava tutta questa zona. Sì. Per cui la classe era bloccata, io ho potuto muovermi su richiesta e sono andata e li ho raggiunti. Mi è mancata la classe, devo dire, però ho trovato tanto entusiasmo, tanta partecipazione. È un concorso messo in atto da ARPAV che veramente muove la testa, muove gli animi e la voglia di fare anche dei ragazzi. Quindi... muove le coscienze di conseguenza. Però ecco, rapidissimamente ti rubo pochissimo tempo, direttore, ancora, perché questo premio in realtà non è l'unico che ha vinto questa scuola. Allora, velocissima, preside, cosa è successo anche? Sì. Perché in questo periodo stiamo un po' tirando le somme di tutta la progettualità messa in campo quest'anno, e oltre a questa bella soddisfazione ho avuto anche la comunicazione che con il campionato di Misano giù nella parte bassa dell'Adriatico, la squadra di dama della nostra scuola si è proclamata vincitrice prima assoluta dei campionati dama internazionale, e quindi lo sport della mente, tutta questa cosa qua. E poi ho accompagnato la settimana scorsa l'orchestra dell'indirizzo musicale a Scandicci a partecipare a un concorso, anche quello di tipo internazionale, dove abbiamo vinto anche lì il primo premio dell'orchestra, il premio speciale Vinci Guerra, e poi tutta una serie di primi, secondi classificati nelle prove individuali. Diciamo che questo è un modo anche per mettere in gioco i ragazzi e comprendere che per volere ottenere le cose bisogna mettersi in gioco, superando i propri limiti, le proprie paure, ma è un modo proprio per condividere, stare insieme, vedere che non sei solo, che puoi farcela anche insieme agli altri e raggiungere dei risultati davvero interessanti. Quindi sono orgogliosa. Bene, insomma, direttore, hai sentito tanti davvero riconoscimenti che hanno raggiunto i ragazzi e le ragazze della scuola media di San Zenone degli Ezzelini, e un occhio di riguardo particolare all'ambiente, al territorio e a questi cambiamenti climatici, il come affrontarli. Da San Zenone è tutto, ti ricedo la linea. Complimenti all'ARPAV, a questi insegnanti, agli studenti, perché davvero ciascuno di noi può fare molto nel suo piccolo per fare in modo che vengano ridotte le emissioni di CO2, che sono quelle che surriscaldano la terra, che determinano l'innalzamento delle acque, lo scioglimento dei ghiacciai. Insomma, tutto quello che sta succedendo in questi giorni dipende da quello, quindi è bene che i ragazzi siano i primi a capire cosa bisogna fare per evitare l'irreparabile. Già siamo molto avanti purtroppo verso una situazione più che drammatica. Vediamo, da Padova sarà svelata la statua dell'Alpino che nei mesi scorsi aveva suscitato polemiche per la presenza di un fucile, polemiche che i promotori sperano di lasciarsi alle spalle. Sarà presentata sabato al Parco Tito Livio la statua dedicata all'Alpino voluta dalla sezione Alpini di Padova in collaborazione con il Comune e realizzata dal maestro scultore Ettore Greco. Un percorso travagliato, quello del monumento agli Alpini, su di cui non sono mancate le polemiche per la presenza di un'arma nella sua raffigurazione. Speriamo sia veramente un qualcosa di passato e che possa essere
veramente un passato, una volta che si capisce bene qual è il vero significato di quella statua e anche di quell'arma che, come un soldato della Prima Guerra Mondiale naturalmente aveva, però che non vuole essere assolutamente un messaggio di guerra, anzi è un messaggio di pace, consci di quanto brutta possa essere la guerra. L'elmetto bucato a terra come quelli che l'artista trovava da bambino nelle sue camminate con i genitori. Ho questi ricordi belli anche di queste ricerche infinite tra i sassi dell'Isonzo, cercavamo delle cose con mio padre e mia madre e la cosa interessante era sempre il racconto che ne faceva mia madre, cioè ti diceva perché quell'elmo era lì, perché era rotto, avevamo fantasticato su dei colpi di arma da fuoco purtroppo su certi punti di quest'elmo che abbiamo trovato e poi abbiamo lasciato lì. E sì che questo mi ha mosso parecchio nel fare la scultura, io mi sono ispirato proprio a questi racconti. Ai piedi dell'alpino sarà presente anche una coccarda a simboleggiare la pace. Proprio perché comunque ho rappresentato un soldato ma anche un alpino e gli alpini si spendono molto per il bene degli altri e sono assolutamente contro la violenza di ogni tipo, quindi ho voluto mettere questa coccarda nascosta, non una cosa eclatante, volevo che fosse più che altro una sorpresa per chi magari guardava la scultura e si accorgeva di qualcosa che non era stato raccontato prima, non è stato svelato prima. Abbiamo ricordato più volte in questi giorni qual è stata l'importanza fondamentale dei bacini di laminazione, questi grossi laghi artificiali che raccolgono, sono delle conche che raccolgono milioni di litri d'acqua e adesso andiamo a vedere il bacino di laminazione di Caldogno in diretta da Luisa Bertini. Sì, buongiorno direttore, anticipavi giustamente che ne abbiamo parlato tante volte, ma di fatto come funzioni e come resta poi visivamente il giorno dopo dell'impatto di tutta l'acqua lo vediamo in questo momento. Sono in compagnia dell'assessore alla protezione civile di Caldogno, Toniello, che ci spiega proprio ieri fin dove arrivava l'acqua e come funziona, perché qua in realtà siamo in mezzo tra il bacino e il fiume Timonchio. Come funziona? Sì, abbiamo da questa parte l'ingresso dell'acqua, vediamo che la portata del fiume è ancora abbastanza alta in quanto l'acqua riempie comunque ancora tutta la parte fino alle paratoie. Solitamente qui l'acqua non c'è quando il fiume è in condizioni normali. Adesso l'acqua entra e si ferma appunto addosso alle paratoie che sono state chiuse dopo l'apertura di ieri. E invece dall'altra parte possiamo notare come il bacino sia in fase di svuotamento, appunto ieri l'acqua arrivava a coprire tutti i campi fino agli argini. Fino a quel bordo là in fondo. Al bordo arginale in fondo, sì, quindi riempiva completamente tutta la superficie. Adesso si può apprezzare come l'inclinazione del terreno che è stata creata porta allo svuotamento delle acque verso il fiume, quindi vuol dire che il Timonchio per quanto poco si sta abbassando e permette di ricevere l'acqua per svuotare il bacino. Ecco, abbiamo parlato tante volte di questi bacini proprio perché hanno salvato la città di Vicenza. Diciamo che questo bacino va a incidere in modo particolare sulle piene poi del Bacchiglione che arrivano in città. Ieri a un'altezza di all'incirca 5 metri e qualcosa è stato aperto, insomma. Sì, ieri è stato aperto all'incirca alle 10:30 quando il Bacchiglione a Ponte degli Angeli era attorno ai 5 metri e possiamo dire che ha dato una mano molto importante a salvare, a ridurre l'impatto poi in città. C'è stato anche detto che essendo la seconda volta di utilizzo nel giro di poco tempo era stato pulito molto bene e quindi ha laminato in maniera importante molto di più rispetto alla settimana scorsa, insomma. Ecco, noi adesso siamo in attesa di ulteriori piogge, speriamo ovviamente che non siano della portata dei giorni scorsi. Intanto abbiamo capito sommariamente come funziona e per il momento, direttore, restituisco la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini. Andiamo in pubblicità un paio di minuti e poi torniamo per la chiusura di Focus TG.
Conto alla rovescia per l'arrivo della tappa del Giro d'Italia a Padova, che si appresta ad accogliere i girini nel pomeriggio di giovedì. Essendo chiuso il parcheggio di Park Rabin, perché è a disposizione dell'organizzazione, pensare di arrivare in Prato della Valle con l'autovettura la vedo un po' difficile, quindi magari se ci diamo una mano da questo punto di vista evitiamo magari delle code inutili in macchina. Il tram è sempre funzionante, per cui se uno vuole dal capolinea nord o sud parcheggiare la macchina e arrivare in Prato della Valle a 3 metri dall'arrivo, ci arriva prendendo il tram. Un consiglio d'amico lo definisce l'assessore allo sport Diego Bonavina. Giovedì prossimo, per chi volesse arrivare in Prato della Valle per assistere all'arrivo del Giro d'Italia, il mezzo da usare è il tram. Dalle 10:30 della mattina via Piovese, via Facciolati, via Manzoni saranno chiuse, addirittura dalla mezzanotte precedente sarà chiuso tutto Prato della Valle. In Prato della Valle, lo ribadisco ancora una volta, passeranno il tram regolarmente e passeranno tutti i mezzi pubblici seguendo le rotaie del tram. Quindi il trasporto pubblico diciamo che sarà sempre funzionante, con dei piccoli accorgimenti, perché chiaramente dopo le 10:30 non si potrà passare in via Facciolati, ma Bus Italia è stata molto brava e ha predisposto dei percorsi alternativi. Resta garantito l'accesso all'ospedale Sant'Antonio. Per arrivare a Sant'Antonio, via Canestrini, quindi dalla parte dietro rispetto a via Facciolati, è sempre aperta, sempre percorribile e quindi non ci sono problemi. Per chi volesse lasciare la macchina al parcheggio del CUS lo potrà fare, e lì ci sarà una navetta gratuita che porterà sempre all'ospedale di Sant'Antonio. 20 le scuole chiuse per un'ordinanza del sindaco lungo il tragitto del Giro. E domani il Giro passerà anche a Treviso e poi di nuovo sabato nella Marca trevigiana, quindi bisogna stare un po' attenti perché ci saranno strade chiuse per il passaggio della carovana rosa, sospensione di corse anche per autobus e corriere. La Marca si prepara al passaggio della carovana rosa nelle 2 giornate di giovedì e sabato. Non ci sono partenza o arrivo di tappa, ma la provincia di Treviso sarà attraversata giovedì dalla 18ª tappa Fiera di Primiero Padova. Per l'occasione sono previste alcune modifiche alla viabilità. Nella Marca la carovana entrerà nel territorio di Valdobbiadene, attraversando i territori di Guia, Col San Martino, Sernaglia, Falzè, Ponte della Priula, Spresiano, Villorba, Treviso, Quinto e Zero Branco, indicativamente dalle 14:30 alle 16:15. Previste ovviamente chiusure e modifiche alla viabilità. A Treviso città divieto di circolazione dalle 13 alle 15:50 circa su Viale della Repubblica, Piazzale Pistoia, rotatoria del mercato ortofrutticolo, Noalese, cavalcavia di San Giuseppe, via da Corona, via Marini, via Zorzi, strada di Boiago e strada dell'aeroporto. In queste ultime vie sarà istituito anche il divieto di sosta dalle 8 alle 16. Verrà effettuata la chiusura dello svincolo d'uscita della tangenziale Noalese direzione Paese, eccetto per i veicoli diretti all'aeroporto e i frontisti aventi titolo, dalle 13 alle 15:50, uscita della tangenziale chiusa anche in direzione Silea e su tutte le vie e le strade afferenti al percorso di gara, con prefiltri di deviazione del traffico. Adesso torniamo da Cristian Arboi, che ha il dono dell'ubiquità, perché in pochi minuti si sposta da una parte all'altra del Veneto. Adesso sei ad Asolo, Cristian, vero? Se no, Fagnano d'Asolo. Fagnano d'Asolo, quello il Musona dei Sassi che nell'ultima settimana ha dato tanti problemi. Alle mie spalle vedete le ruspe in azione, qui continua a tuonare, lo sentite, ruspe che fino a qualche istante fa erano anche in alveo. Perché vice sindaco Dalla Rosa, cos'è successo ieri? Eravamo qui, ma insomma vi ha dato problemi il Musona anche ieri? Anche ieri c'è stata una grossa pioggia con innalzamento del livello del fiume. Il fiume era già danneggiato, le sponde erano danneggiate e da subito era intervenuto ancora giorni fa il Genio e un po' alla volta sta ripristinando la normalità. Insomma, ci vorrà ancora un bel po' di tempo. E questo Muson dei Sassi non dà tregua, però? Muson dei Sassi non dà tregua, ovviamente perché si carica da precipitazioni anomale.
E senta, conta dei danni a quanto siamo tra la prima ondata e la seconda ondata? La seconda ondata ha avuto pochi danni fortunatamente, perché siamo intervenuti anche con molti sacchi di sabbia per tamponare falle che si erano create sia sugli argini che sugli ingressi delle abitazioni. Fortunatamente la seconda ondata non ha creato grossi problemi, ma la prima è stata molto forte. Infatti venendo appunto da Bessica, di Loria, soprattutto nella zona di Villa d'Asolo e così via, tante sono le abitazioni ancora con i sacchi di sabbia. E senta, nelle prossime ore, vice sindaco, cosa ci dobbiamo aspettare? Io penso che le prossime ore dovrebbero essere a regime non grave, quindi siamo pronti anche e abbastanza tranquilli, insomma. Sono stati fatti interventi di pronto soccorso già sull'alveo, quindi il deflusso dell'acqua dovrebbe essere, speriamo, controllato. Grazie vice sindaco, qui direttore continua a tuonare, ma insomma non dovrebbe esserci emergenza. Avviciniamoci se possibile a queste ruspe che non proseguiranno, immagino, a operare anche nelle prossime ore. Certamente il lavoro continuerà, siamo già a buon punto con la raccolta dei rifiuti, che li abbiamo quasi portati via da per tutte le frazioni, e quello è una cosa molto importante. Stiamo facendo già una conta dei danni con gli uffici tecnici che stanno uscendo, ci sono già dei geologi che stanno intervenendo per quanto riguarda il monitoraggio delle frane, quindi diciamo che siamo leggermente soddisfatti e tranquilli che tutto un po' sotto controllo. Alla normalità. Tra l'altro, ecco, vedete, là, ci sono ancora un po' di resti, però Contarina sta operando in queste ore anche a Loria, a Bessica, stanno portando via i cumuli di rifiuti anche della scorsa settimana. Certamente qua da noi ha fatto un ottimo lavoro, ancora c'è. Ecco, la vedete passare, tra l'altro, ecco, sta passando proprio in questo istante. Ci sono dei cassoni ancora in attivo, contiamo che entro poco il rifiuto sia asportato tutto. Siamo contenti da un lato che ci sia stata molta solidarietà da parte degli altri sindaci, da parte anche, diciamo, di istituzioni nazionali ed estere, anche l'ambasciata armena ci ha dato un apporto di calorosa fraternità, e questo ci stimola a continuare a lavorare sempre bene, meglio. Grazie vice sindaco. Dalla Rosa, allora direttore, la situazione sta rientrando, ma come vedi le ferite al territorio restano. Con Tommaso Migot per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie molte Cristian, grazie a te e a tutti i colleghi che hanno raccontato in questi giorni, con Tommaso Migot in questo caso, ma con tutti gli altri tecnici sul campo, hanno raccontato che cosa è successo a causa di questa ennesima ondata di maltempo. Torneremo a parlarne ovviamente anche stasera a Focus alle 21:15. Grazie ai nostri registi Italo Morao e Francesco Ceron. Ci vediamo stasera alle 21:15 se lo vorrete. Buona giornata.